Con l'avvicinare delle feste pasquali su tanti siciliani si sta provando quanto sia caro il ritornare in Sicilia e visitare i propri cari. A tal riguardo un nuovo esposto per il caro voli per le tratte aeree che riguardano i voli per la Sicilia è stato firmato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e inviato alla Procura della Repubblica di Roma. L'ipotesi è quella di violazione delle norme sulla concorrenza e conseguente abuso di diritto da parte delle compagnie aeree, perita in quanto di proprietà del Ministero dell'Economia ed esercente un pubblico servizio e anche di abuso d'ufficio. L'esposto è stato inviato per conoscenza anche all'autorità garante per la concorrenza e il mercato, alla quale la Regione ha già presentato in precedenza altri due esposti più un'integrazione al Ministro delle Infrastrutture e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. E di palmare evidenza, si legge nel documento, che se le compagnie aeree in una determinata tratta ove la domanda di voli in un certo periodo dell'anno è superiore all'offerta operano tutte quante contemporaneamente, tacitamente e consapevolmente la rarefazione dei voli a tariffe più vantaggiose attraverso il contingentamento del numero degli stessi e un'offerta a seguire parallela fra le compagnie degli stessi voli a costi progressivamente innalzati, apparentemente rispettano le norme sulla concorrenza ma concretamente abusano del proprio diritto all'esercizio dell'attività imprenditoriale, a svantaggio del diritto all'equo costo della mobilità per i viaggiatori che dovrebbero avvalersi invece degli effetti benefici della liberazione e dei costi dovuti al mercato ove opera la libera concorrenza. Per la Regione la situazione è ancora più grave se esercitata da una compagnia privata di proprietà del Ministero dell'Economia, esercente un pubblico servizio che attraverso tali ipotizzate violazioni possono arrecare ingiusti vantaggi patrimoniali al proprio bilancio e ingiusti svantaggi patrimoniali ai viaggiatori. Per il presidente della regione Schifani la situazione è aggravata dalla condizione di insularità della Sicilia che limita già a monte la possibilità di scelta dei mezzi di trasporto da parte dei viaggiatori che vogliono ritornare in Sicilia.